Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Vai Fioi, Verona-Atalanta. Dobbiamo assolutamente fare il risultato a Bergamo, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Veneziano ormai ha raggiunto l'obiettivo dei 5 gol. Assist ne mancano 4. Sarà dura perché proprio non sono uomo assist. Peccato. Direi che possono accontentarsi. Ma si accontentiamo, aspetta che abbasso un attimo proprio perché Giorgi. Caressa spacchi i maroni. Giorgi dai biondi capelli d'oro. Carmona. Carpacco. Brienza. Cioè Carmona e Carpacco. In questo secondo tempo. Ragazzi, secondo tempo, un primo tempo veramente noioso. Speriamo in un secondo tempo un po' migliore perché il primo tempo veramente da sonno. Marchigno. Ma perché la passa di là? Ma perché? Brienza. Dai, recuperiamola, dobbiamo vincere, cazzo, con l'Atalanta, cioè. Il Cume bellissimo, passaggio, questo è bello, dai, tira. Ma porca di quella porca. Avanza verso l'area. Il Cume bellissimo, e niente, una merda, altro che bellissimo, mamma mia che di sinistra ha un piede proprio di merda. Poi Cume di fisico, non ce la fa. Siamo ancora un po' macchinosi, un altro giocatore rotto, evviva. Entrambi gli allenatori decidono di fare delle sostituzioni. Veramente, attenzione, Bentancurt. Cigarini. Il Ciga. Carmona. Giorgi. Recupera bene il Verona ma poi la sbaglia. Non fanno così, mi stanno sui maroni. Evidentemente l'allenatore con questo cambio tattico spera di spezzare l'equilibrio. Bellini. Estigarribia. C'ho il Ciga. Che marchiamole, 6,2, io non un gran voto. Ecco, sarà rimesso da fondo. Manco Macchisenetti. Romolo. Lancialo. Bravo. Prova il tiro impossibile. Ci ho provato, è chiaro che non è facile con un giocatore non fortissimo, però non si sa mai, magari un tiro beffardo, una deviazione, non si sa mai. Si spinge in avanti. Bravo Cume, bel passaggio questo, proprio bello. La crossa, la deficiente. Estigarribia. Quante occasioni stiamo sprecando però. Brienza. Attenzione Brienza, Francuzzo. Vai che andiamo, vai che stavolta andiamo, dai che stavolta andiamo. Ma non fa la scivolata, ma la prendevi, ma dai, ma sei una pippa. Sei una pippa obesa proprio. Romolo. Jankovic. Ecco l'errore. Bravo, questa è buona, ti prego, segna la Cume! E il Cume la mette! 1-0 al 73esimo. Grande veneziano, sulle fila del fuorigioco rientra e la piazza dove il portiere non ci può proprio arrivare. 1-0 Verona. Grandissimi Fiori, grandissimi, godo. Qua il Cume recupera ancora, mamma mia. Il Cume sta diventando un giocatore straordinario. 9,2.
Anche piano piano. Salgono in aiuto, supera la marcatura. Brivio. Effetto al traversone. Occhio, portiere, roba tua, bravissimo portiere. Vai Spondone, purtroppo ci arriva ma non sono preciso. Si porta in avanti. Ottimo bravi intervento, ragazzi, ora la palla. bravi ragazzi, bravi, teniamo palla, andiamo a vincerla. Brivio. Cazzo, 7,7, per sta roba qua ho perso tutti sti punti, Cigarini. ma dai, 7, perché perdo punti, cosa sto combinando? E sti Garribia, e sti. Manca ormai pochissimo alla fine, la partita non Passala, è ancora chiusa. ormai in fuori gioco, devo passarmi la prima. Riservano qualche sorpresa. No, 86esimo, ti prego Fisch, andiamo a casa con la vittoria che sarebbe fondamentale per finire bene in classifica. Ferma gli avversari, possono ripartire. Ecco la cagata, ecco il cagatone, ma recupera molto bene l'Ellas dei record. E il Q me la dà molto bene ad Alfredson, ma Alfredson dorme. Va Alfredson. Cosa combina il pelatone? Albertazzi. Alfredson di testa. Dai. Romolo. Buttala in mezzo. Veneziano di testa non ci arriva. Al momento giusto. Carmona. E finisce ragazzi un grandissimo 1-0, 7,2 del Comendone, un gol importantissimo. Grandissima vittoria a Bergamo ragazzi. Raga, scegliamo la classifica. Sì, non sono mai andati in difficoltà e hanno saputo contenere benissimo grande Beppe Bergomi, grande Beppone. E vai Beppe. Vediamo un attimo. Allora, classifica. Il Verona è al 12° posto con 41 punti, non male. Ormai siamo matematicamente salvi e godo. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.